nostro nipote non potrebbe avere il vestito dorato come Azzurro? Nonno! Te lo ricordi Azzurro nostro come pedalava da piccino, la scuola pubblica? Il primo della nostra famiglia a dover cercare un lavoro. Da quanto? 100? 150 anni a questa parte? Dobbiamo fare di tutto per risollevarci. Ma cosa, tesoro, cosa? Taci, marito, lasciami pensare. Ma cosa deve fare? Deve pensare. Ma certo! Tesoro, attenta, c'è il bicchiere di cristallo. Ha cantato il gallo! No, ma quale gallo? Ma vedi un gallo qui? Sì, Che è? la metà del cristello! Come ho fatto a non pensarci prima, marito? Dobbiamo organizzare una festa! Mi hanno tagliato la testa! No, la festa, musica, balli, divertimento! Non testa! Nessuno taglia le teste qui! Nostro figlio Azzurro ha già 30 anni e ora che si sposi! Tesoro, non capisco cosa c'entra adesso il fatto che Azzurro sia sintomo. Ragione, idiota! La nostra famiglia gode ancora di un'ottima reputazione. Nessuno sa che rischiamo la bancarotta. Se Azzurro sposasse la figlia dei Neve o qualcun'altra di quelle ragazzette piene di soldi, riusciremo a sistemare tutto, no? Ma tesoro, sei un genio! Certo che sono un genio. Avanti, spedisci subito gli sbiti per posta. Non mi serve la supposta! No, la posta, non la supposta! Ma cerca di stare tranquillo, per piacere. Giù le mani dal mio sedere! No, è andato del tutto. Io brutto, vieni qua, mascalzone! No, ma calma, non fai così che sei anziano. Tesoro, è meglio usare Facebook. Allora, i Neve possiedono 5 aziende chimiche e 40 aziende agricole in tutto il mondo. Certo, anche di cenere, 3 calzatrifici, 15 imprese di pulizie, le vetrerie a Murano. I Nave una volta erano molto forti nell'edilizia, poi hanno diversificato nel turismo. Bene, fanno tutti al caso nostro. Marilisa.